Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. Cari amici ascoltatori, eccoci qui anche oggi, 30 minuti con Bruno Zanette, vi fa compagnia con un ospite eccezionale. Ciao Alessia, Alessia Denardi è una delle insegnanti, è una dottoressa che fa parte, che collabora con l'associazione Arte e Storia. Sì. Alessia è un'associazione nata qualche anno fa, sì, alla quale partecipano diversi insegnanti. Tu sì, raccontami un po' la storia di questa associazione. Di Arte e Storia fanno parte insegnanti, ricercatori, operatori didattici che si occupano di varie branche del sapere in realtà, di arte, di storia in primis, ma anche di geografia per esempio, come nel mio caso, e di tutta una serie appunto di percorsi didattici legati soprattutto al territorio. Ecco, io ho ricevuto di Conegliano. Sì, del territorio ovviamente, locale di Conegliano, certo, della città. Io così ho sentito in settimana la Giannelloni, sì, e lei mi ha caldeggiato questo incontro con Arte e Storia per l'evento che ci sarà la prossima settimana. Però prima di partire con l'evento, intanto ringrazio l'Isabella Giannelloni per avermi dato questa opportunità di conoscere te, di parlare con la Lucia D'Are, che poi conosco, che è la presidente di Arte e Storia. Certo. Ma prima di partire e continuare con la nostra trasmissione, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che il sostenitore principale di questa trasmissione di 30 minuti con Bruno Zanette è Alberto Di Ca del Poggio. Non so se tu lo conosci, comunque è certo, una famiglia straordinaria, la famiglia Stocco, con Alberto, con Marco, con il papà, la mamma, che gestiscono una delle attività di accoglienza del territorio più significative del territorio. E naturalmente con l'amicizia che ci lega con Alberto e con la famiglia, lui che vuole essere un gradino sopra gli altri, vuole una trasmissione che parli di cultura anche, non soltanto di frivolezze o di altre cose. Certo, eccoci qua. E andremo a trovarlo, andremo a trovare Alberto, andremo ad assaggiare i manicaretti di Marco. Bene, torniamo al tema della nostra trasmissione. Sì. La prossima settimana ci sarà un convegno giovedì, mercoledì e giovedì. Sì, mercoledì 20 gennaio alle 20:30 e giovedì 21, invece la mattina alle 10, dalle 10 alle 12 per circa. Le scuole? Sì, per le scuole, al Teatro Toniolo di Conegliano. Questo convegno interdisciplinare, multidisciplinare, che si intitola 1000 anni e altro ancora. Ecco, la storia di Conegliano. È incentrato sulla storia di Conegliano, anzi nasce proprio come una delle iniziative che si propongono di celebrare i 1000 anni dalla fondazione della città, quindi questo è il contesto dell'iniziativa, e tutti gli interventi, il convegno stesso proprio è incentrato su questo numero, prima di tutto, il numero 1000, no? Che è un po' il filo rosso che lega gli interventi poi dei nostri due relatori, che sono il matematico Pier Giorgio Di Freddi e lo storico medioevalista Alessandro Vanoli. Ecco, quanto dura il convegno? Beh, circa 2 ore. 2 ore, sì, sia la versione serale, diciamo, che quella mattutina per le scuole. Parlami, tu riconosci personalmente i relatori? No, Di Freddi, io ho sentito parlare. Di nome li conosco entrambi, non ho avuto ancora la fortuna di conoscerli personalmente. Avremo la fortuna la prossima settimana. Esatto, cioè, molto presto avrò questo privilegio, insomma, di conoscerli, perché entrambi, insomma, hanno un nome nella loro disciplina, e quindi è un onore prima di tutto per noi averli portati in qualche modo a Conegliano e averli qui, poterli accogliere e sentirli parlare.
Il moderatore? Appunto. Il moderatore sarà Luigi Perissinotto, un altro studioso molto, molto importante, un filosofo dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Io conosco un professore della Ca' Foscari che è il professor Tonon. Sì, non mi è nuovo questo. Che è molto bravo. Ah. Marcon, scusa, non Tonon. Marcon. Professor Marcon, che insegna alla Ca' Foscari. Che insegna... È un personaggio che ho avuto modo di avere ospite anche in Radio Conegliano qualche anno fa. È un po' che gli faccio il filo che mi venga a parlare di come funziona la Ca' Foscari oggi. Che sarebbe interessante capire. Sarebbe molto interessante. La Ca' Foscari, ma non solo, tutte le università italiane. Sì. Qua mi tocchi nel vivo proprio. Chissà, non so, magari organizzeremo un incontro e inviteremo anche te. Volentieri. Così volentieri. mi aiuti a condurre la trasmissione, certo. È un po' impegnativa anche avere dei personaggi come il professor Marcon o come anche altri personaggi di un certo livello di cultura. Studiosi. E già la Gianelloni ne ha. Un vanto locale. Studiosi locali sicuramente. Beh sì, siamo amici da tanti anni, anche se siamo un po' di contrapposte visioni politiche, però tu lo sai che lei fa parte del Consiglio Comunale e ti certo. dirò che per noi consiglieri è veramente un onore essere in quelle sale e cercare di fare del nostro meglio perché la città di Conegliano abbia il meglio dagli amministratori. Certo. E lei è una appassionata di cultura e di politica. Assolutamente sì, è vero. Questa è una delle iniziative che promuovono appunto la cultura conegliana. Sì, infatti è una delle iniziative che lei ha voluto, insomma, insieme ovviamente soprattutto a Lucia D'Are, appunto, che è la presidente di Arte e Storia, quindi questo lungo sodalizio in realtà fra le due, fra Isabella e Lucia, si è concretizzato anche in questa Sono sempre occasione. impegnatissime, anche te mi hai dato oggi proprio 30 minuti una mezz'ora e via, sì, così noi ricercatori. Ecco, parliamo un po' di te visto che sei qui. Sì. Beh, la D'Are non ce ne voglia, no. Parliamo di te. Poi quando verrà ospite lei parliamo anche di lei. Giustamente. Io la Gianelloni l'ho già avuta ospite, sai? Sì. Bene. Io sono una ricercatrice, una geografa dell'Università di Padova, quindi ho conseguito un dottorato in geografia appunto a Padova, in geografia umana, che è questa disciplina un po' ponte, un po' parente sia della sociologia che dell'antropologia. Mi sono sempre occupata in realtà di immigrazione, quindi un tema molto attuale, di immigrazione, molto delicato anche, molto delicato, molto difficile. In realtà di immigrazione e di appartenenza al luogo, quindi con questa attenzione a come gli immigrati, insediandosi nel luogo di arrivo, percepiscono il loro paesaggio e quindi come si costruiscono in un certo modo una loro nuova casa lontano da casa. E questi sono i temi di cui anche attualmente mi occupo, ovviamente come molti miei colleghi in situazioni di precarietà, in situazioni un po' difficili, ma la passione c'è, continua a esserci. L'hai detto un po' sommessa questa situazione di precarietà. Sì, perché guarda, fa brutto dirlo. Io te lo dico molto spassionatamente, Sì. Io sono molto cattivo. Sono cattivo. Meno, ma più pagati. E poi ci sono tanti altri lavori. Questo è anche giusto? Vero. E infatti sì, ogni ricercatore credo che a un certo punto se lo chieda. Come me lo sto chiedendo io adesso. Cosa fare? Cambiare strada? Continuare? In realtà poi la soluzione è quella di tenere insieme più cose. Come inizia la passione della ricerca, così? Perché naturalmente tu hai scelto un ramo della ricerca, c'è un'infinità di stradine, no? Certo. Che poi si concentrano alla fine tutte nella conoscenza dell'uomo, no? Sì. Però ci sono vari settori della ricerca. Come viene la passione? Viene la passione per uno
Non lo so, nel tuo caso. Nel mio caso è iniziato tutto con un insegnante, una docente dell'Università di Udine, perché io in realtà mi sono laureata in lingue e letterature straniere a Udine e uno degli esami che dovevo affrontare, uno degli esami minori, era proprio un esame di geografia. Quindi in realtà in quest'ambito, diciamo, minoritario ho conosciuto questa insegnante e lì ho capito, insomma, qual era la mia strada. Quindi è cominciato così, con l'esempio proprio umano di una persona che mi ha indicato la via, in un certo senso, che poi insomma io ho seguito spostandomi a Padova e perseguendo la mia strada. Però tutto è partito da lì, quindi nel mio caso assolutamente proprio con l'esempio umano di questa persona, ecco, di questa amica. Penso non sia facile, indubbiamente qualsiasi ramo tu scelga, venirne fuori da una... come si può dire, da una passione del genere, perché non lo so, innamorarsi di un lavoro, fare la segretaria, voler diventare dirigente, c'è un percorso da fare e lì è la tua bravura che viene fuori, ma qui dove c'è la passione, anche lì ci vuole la passione, anche nel caso di qualsiasi professione ci va passione, però nel tuo caso, nel caso della ricerca, deve essere veramente una passione smoderata, specialmente la tua è importante, ma anche nella ricerca medica è importante, delle malattie. Sì, perché lì si ha veramente la possibilità di cambiare il corso della vita di tante persone che sono segnate in maniera drammatica, ovviamente. Per tutti, per quello che proprio penso accomuni tutti i ricercatori è proprio la passione, cioè la volontà di andare avanti per una strada che molto spesso è scoscesa, è difficile e molto spesso è anche un vicolo cieco, per cui appunto bisogna trovare la propria capacità di andare avanti e non è scontato, non è facile. Ecco. Quindi sì, finché c'è la passione è anche difficile rinunciare, cioè è anche difficile dire rinuncio per fare qualcos'altro. Ecco perché prima ti dicevo, secondo me forse la soluzione migliore, o almeno quella che sto sperimentando io adesso, è quella di tenere aperte più porte, quindi non rinuncio, ma necessariamente cerco anche qualcos'altro. Io ti ho invitato, ho voluto parlare di te, ma nello stesso tempo parliamo di ricercatori in generale, perché anche gli altri ricercatori avranno le tue stesse, come si può dire, i tuoi stessi obiettivi, no? Allora, io sono un po' blasfemo. Addirittura. Sì, no, ti dico perché la mia passione è la cucina. E allora sì, ti posso garantire che vado volentieri a trovare Alberto di Ca del Poggio, dove il prosecco incontra il mare. Senti che fantasia. È una poesia questa. È una poesia. Sì. Ca del Poggio, dove il prosecco incontra il mare. Adesso posso venire anch'io? Sì, puoi venire. Anzi, possiamo organizzare con Arte e Storia una tavolata. Si può fare. Anzi, portami avanti l'idea. Una tavolata, andiamo su a trovare Alberto di Ca del Poggio, ci facciamo fare un risottino, noi non abbiamo esigenze di aragoste o cose del genere. Un risottino ai frutti di mare, facciamo una bella chiacchierata, io mi arricchisco un po' di cultura avendo tutte voi intorno e abbiamo raggiunto due scopi, quello della cucina. Due piccioni con una fava. Due piccioni con una fava. Ottimo. Ecco. Bene, allora dopo questa piccola divagazione torniamo al tema principale, cioè la conoscenza conosciamo Arte e Storia un pochino di più. Arte e Storia ci presenta, naturalmente possiamo vedere il calendario, possiamo parlare del calendario, oltre all'evento del 20 e del 21 gennaio, che è questo convegno di 1000 anni di storia, no? E poi ci sarà il 29 gennaio in Sala Consiliare a Conegliano, ci sarà in Piazza Cima la presentazione dei volumi editi di Alessandro De Bastiani, di Alessandro De Bastiani, editi da Guida di Conegliano, testi di Lucia D'Arè, foto di Francesco Galifi, un'altra pietra miliare della cultura coneglianese. È vero, ma anche del De Bastiani. Certo. Io conosco la famiglia De Bastiani, conosco l'Emanuela. Tu la conosci l'Emanuela? Sì, l'ho conosciuta. Da Rossa. Sì. È una poetessa anche lei. Cioè lei è un'insegnante, insegna a Vittorio Veneto.
è la direttrice di Oggi Treviso. Di Oggi Treviso? Ah, sì, questo non lo sapevo. È molto brava, molto brava. Io sono orgoglioso di essere suo amico. Bene, poi Pittori e Misteri a Conegliano. Sì, che sono gli atti di un convegno che si è tenuto appunto a Conegliano nel 2014 ancora, quindi che raccoglie appunto... A febbraio ancora. Sì, gli atti di questo convegno. E questi sono due volumi che vengono presentati, certo, no? certo. Sono volumi sono 2 libri, insomma. Sì, esatto, 2 libri. Poi c'è il 6 e il 9, dal 6 al 9 febbraio abbiamo la visita alla città di Praga. Esatto, la mostra... c'è questa visita, la mostra Le Vanità di Tiziano. Esatto. Cominciamo a entrare. C'è l'opportunità di andare a Praga, insomma, a Praga, quindi voglio dire, non è male. Beh, noi intanto approfittiamo per mettere a conoscenza i nostri amici di questi eventi. Poi te, la Giannelloni, la Darè, vi darete da fare per cercare. Sì, stiamo già in realtà da tempo cercando di diffondere il più possibile l'iniziativa. Perché è proprio una bella occasione di andare a visitare questa mostra e ci sarà naturalmente anche la guida di un esperto che è Giorgio Reolon, che è un altro collaboratore di Arte e Storia che proprio è storico dell'arte, quindi la persona più adatta per Ma il la Tiziano guida. era vanitoso? Sì. Tu lo conoscevi? Hai mai conosciuto? Mai no. Visto? Ha solo i suoi quadri. Sì, esatto. Sono nata un po' dopo e non ho fatto in tempo, mi è sfuggito, però peccato perché mi sarebbe piaciuto molto. Ma la vanità degli artisti, la vanità degli artisti, vabbè dai. Esatto. E poi abbiamo venerdì 18 marzo alle ferma. Dal 6 al 9 febbraio, sì. Poi abbiamo venerdì 18 marzo alle 18:30 la visita alla Pieve di San Pietro di Feletto, con il professor Soligon. Soligon, esatto. San Pietro di Feletto, bellissimo. Ah, sì. In quel di San Pietro di Feletto, che io dico Conegliano, e quando parlo col sindaco dice se guarda che siamo a San Pietro, non siamo a Conegliano, gli dico che c'è il ristorante Ca del Poggio, capisci? Sempre là. Alla fine si va a finire sempre sul cibo, vero? Sì. Ecco, vedete, cari ascoltatori, a proposito, glielo diciamo che possono anche vederci, possono vederci adesso in diretta, oppure possono poi vederci in streaming e rivedere questa trasmissione. Basta digitare Veneto Globe e sulla pagina di Veneto Globe andate a trovare streaming, cioè quello che si vede web TV, oppure le dirette che stiamo facendo nel live. Bene, stavamo dicendo dal 7 gennaio, quella di San Pietro. San Pietro, esatto. Saluto il sindaco di San Pietro di Feletto. Ecco. 7 gennaio, 30 maggio, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 16. Esatto. Ecco, vedi perché è importante che noi andiamo in streaming? Perché questa trasmissione fungerà anche da calendario per chi vuole rivedere la trasmissione e si ricorda anche quali sono gli eventi che propone Arte e Storia. Benissimo, giusto? Infatti. Allora, uno di questi sono proprio le attività didattiche, i laboratori e le visite guidate al Castello di Zumelle, insomma ormai organizzate da anni da Arte e Storia, e che sono un'occasione appunto per i ragazzi delle scuole di ogni ordine, di ogni grado, per conoscere questo territorio e questo castello, quindi appunto con attività didattiche anche molto interattive, laboratori. A te capita di accompagnare dei gruppi? Io non li ho mai accompagnati a Zumelle, ho fatto alcuni percorsi didattici qui a Conegliano, sempre con Arte e Storia, ma non a Zumelle, però ho visitato il castello e devo dire che è splendido, è un posto splendido e è veramente un'occasione molto bella per i ragazzi e del fiume che è uno dei più bei fiumetti, diciamo, fiumetto, non è un grande fiume, però il Monticano, grazie anche all'inserimento dell'acqua del Meschio, mi sembra del Meschio, sì, è sempre bello. È sempre bello. Sì, è bello. Ma poi vedere sul ponte del Monticano, lì a San Martino, vedere quelle anatre bellissime. Che passano, sì, sono meravigliose. No, che si fermano, che stazionano lì, poi abitano lì. Sì. Dopo poi vanno a finire da lì, lì dove c'è la scuola, lì via Filzi.
Sì, no? sì, esatto. Ecco, allora ogni tanto ti trovi questo gruppetto di anatroccoli che attraversano la strada. Mi è capitato un giorno di chiamare i vigili e dire venite a dirigere il traffico perché qui si è bloccato tutto. Mamma mia, sì. Ma sono belli, sono molto belli. Molto belli, La natura è fantastica. sì. Allora, per ricordarci, vediamo qua se riusciamo a rientrare nel calendario, perché abbiamo bisogno della tecnologia, perché altrimenti fogli, fogliettini. La Senza tecnologia dove vai oggigiorno? Sì, appunto. Scusa. Andiamo a mangiare Ma ci possiamo portare anche il tablet, potremmo andare con una macchina che va da sola per parlare di tecnologia. Possiamo fotografare anche i piatti. Potremmo fotografare i piatti, sì. Allora, bene, abbiamo parlato di queste attività, di percorsi didattici e poi basta, mi sembra che è importante questa... Sì, poi ci sono i percorsi didattici anche a Conegliano, appunto, nel centro storico, nel fiume Monticano, sono diversi percorsi centrati appunto sulla città. Sono un po' saltato. Sono quelli dal 7 gennaio, 30 maggio, sempre, però sono non a Zumelle ma a Conegliano. Quindi anche quelli... Bene, cosa ti aspettavi oggi da questa trasmissione? Ma ero un po' preoccupata. Chissà di che cosa si vorrà. Vogliamo parlare di arte e storia, vogliamo parlare dell'iniziativa che ci sarà mercoledì e giovedì, certo. Che ritengo sia un evento molto, molto importante da seguire per coloro che pensano che a Conegliano non si parli mai di cultura. Per così sfatare questa impressione che Conegliano è soltanto, non lo so, brodereccia. Invece Conegliano fa parte, noi abbiamo molte iniziative a Conegliano, culturali, espositive, il Palazzo Sarcinelli, fantastico. Certo. Fantastico. Quante mostre, insomma, lì. Sì, non è facile, perché la gente pensa che sia facile organizzare una mostra che costi poco, oppure ci sono coloro che pensano che è meglio dare invece che spendere delle cifre nella cultura. Al Palazzo Sarcinelli è meglio sostenere le persone che in questi periodi si trovano a disagio perché non hanno lavoro, perché non hanno casa, perché non hanno perso. Basta che non si faccia perdere la dignità a queste persone e si dia la possibilità di seguire la cultura e di onorare quello che è, io dico sempre molto importante, l'obbligo dell'amministrazione di far sentire i propri cittadini sempre a loro agio. Certo. Sempre senza stress, non è facile. Non è facile, non è no, facile. Per niente. Però non possiamo togliere la cultura per bisogna dare alla cultura e dare anche al disagio. Bisognerebbe trovare un equilibrio, penso. Perché tante volte, sai, è facile dire no, guarda, è meglio spendere per coloro che stanno male. Sì, spendiamo per coloro che stanno male, prima, ma la cultura non possiamo abbandonarla. Certamente, questo è logico. Certamente. E allora, siccome io sono un chiacchierone, non lo so, raccontami qualcosa a te. Su cosa? Così? Raccontami qualcosa sui tuoi percorsi, dai. I miei percorsi sono percorsi oggi abbastanza variegati, insomma. Intanto sono contenta di essere qui e questa occasione mi è stata data proprio perché collaboro con Arte e Storia, insomma, già da anni. Ecco, bravo. Quindi sono onorata di essere qui e anche di avere la fiducia di Lucia De Re che quando non può ma sai cosa? mi chiama e mi dice ma vai tu che tanto sì. Fare. No, lei mi ha detto va bene, oggi lo facciamo, sabato io sono sempre straimpegnata, però va bene, facciamo la diretta. Poi mi arriva una telefonata nelle ore precedenti e mi fa, guarda, c'è l'Alessia che viene, Denardi, perché io non ce la faccio, ne sa una più di me. Vabbè, allora ho detto va bene, siamo in buone mani e facciamo questa trasmissione. Perché è molto seguita la trasmissione 30 minuti con Bruno Zanetti, ma non perché ci sia io, ma perché ci si occupa a 360 gradi dalla cultura e allo sport, quelle che sono le peculiarità della città o le precarietà della città.
Quindi si spazia un po' su tutto. E io mi trovo bene un po' dappertutto. Quando parlo con dei professori di geni come voi, cioè, è genio adesso. Dai, non esageriamo. Vabbè, dai. Magari. Ma se ti porto a genio a te, mi elevo anch'io, no? Ah, ecco perché c'è tutto un sistema. Sì. Ho capito. Va bene. Allora bene. vogliamo tornare a ricordare che questa trasmissione innanzitutto si può vedere in streaming e non soltanto sentire, basta digitare Veneto Globe, e vi ricordo che Veneto Globe è una piattaforma realizzata da Ceschin, da Gianfranco Ceschin, 2 anni fa, e poi ha pensato di portare avanti Radio Conegliano, che è la radio storica di Conegliano. Io mi occupo di questa radio da tanti anni, lo faccio nel volontariato, lo faccio con passione, perché ritengo che il contatto con il cittadino sia la cosa più importante che mantiene viva la città. E allora in un mondo in evoluzione come questo, che come dicevi te prima, la tecnologia è la tecnologia che la fa da padrone, c'è l'evoluzione anche nel sistema di comunicazione. Sì la televisione, sì il digitale, però la radio è quella che ha il contatto immediato con il cittadino. Certo. E Veneto Globe ha voluto conglobare la Radio Conegliano, per poter dire sì, noi siamo la radio del territorio, ma andiamo in tutto il mondo e portiamo in tutto il mondo, perché in streaming vai in tutto il mondo, certo. E portiamo in tutto il mondo quelle che sono le peculiarità del nostro territorio, del Veneto, della città di Conegliano, della provincia di Treviso, le colline, il prosecco e l'arte naturalmente. Certo, e ci facciamo conoscere. E ci facciamo conoscere. Bene. Ma vedi, era impensabile una volta essere presenti nel mondo con una radio. Oggi con la radio siamo presenti nel mondo. E allora dobbiamo ringraziare così l'intuizione e l'idea di Gianfranco Ceschin e i sacrifici, perché tieni presente che tenere in piedi una cosa del genere non è semplice. Vedi che le radio, le televisioni stanno tutte chiudendo, si stanno tirando i remi in barca. Noi portiamo avanti col volontariato, anzi io invito i nostri ascoltatori a iscriversi e a diventare socio di Veneto Globe, come ho invitato te L'ho già fatto io. a diventare socia, proprio perché facciamo parte tutti di una cosa importante che ha un obiettivo importante, che è quello di fare conoscere il nostro territorio nel mondo. E allora, ritornando adesso in quel di Ca del Poggio, noi terminiamo questa trasmissione, questi 30 minuti con Bruno Zanette, che sono stati fantastici, perché hanno portato a conoscenza i nostri cittadini di un evento della prossima settimana di cultura che è molto importante. Io ringrazio l'Alessia Denardi, ringrazio la Lucia Darè come presidente di Arte e Storia e ringrazio anche l'Isabella Giannelloni, che è stata quella che ha dato l'input a questa trasmissione. L'ho fatto molto volentieri. Ci troveremo tutti a Ca del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare. Io ti saluto, ti ringrazio per il tuo intervento e arrivederci a presto la prossima volta. Arrivederci a tutti. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.